Varesi ho mai pensato che il demonio si è platato in un paesutto in mezzo ai mons? Ma soprattutto, varesi ho mai pensato che quel paesutto è ok? In Friuli? Adesso vi conti una storia da sgrisui. Era una volta a Verzegnis, un paese della Chiarnia fatto di piccoli borgs alla destra del Tilimento. Ma c'è che fa di Verzegnis la capitale della paura a chiaval tra il 1878 e il 1879. Qui che decide di fare un giro a tor per vi, alle proprio il diavolo, o alc, o qualchidun, caghissomea, ma non dall'estetica, ma pita i sio obi. Provai a immaginarvi in che ais. E se devo ora camminare al paese dopo una giornata di lavoro e taccai a sentire uacadis come che da chiansca urling. E taccai a guardavi a tor, a tirarmi l'orella. Ma sciuchina son chians, scaturis e maraveas. E capiti che sinteit? Non son uacadis di chians, ma son cigons di feminis. Sì, i vei capì ben. I sin a Verzegnis e sin denant all'indemoniadis. Giovani tra i 15 e i 25 anni, catachini ve manchiamis, a pleasi pal dolore in tanca cigin. Un biel pinsei per i genitori. Se che non si arrivava a capire ce che avevano. Neanche al miedi dal paese arrivava a chiatare i medicini giusti per farli fuori. Ma c'è fa per disgroppare una faccenda del genere dalla fine del 1800? È ora di clamare il pleban per fargli fare benedizione e preghiera. A neanche con che nessun miglioramento. Verzegnis si attacca a pensare che fantastici era i mattis. Se era la faccenda, basta. Ma si aveva di attaccare con gli esorcismos e devorman. Ma non è mia così facile invece fa con la curia. A che coventi improvis per confermare i fatti. Il primo a controllare la situazione era il plevan di Tumiec. Stingi a dire no, dai. Appena giunto in paese, verso le 2 del pomeriggio, udì tali voci strane che credeva sicuramente fossero di bestia piuttosto che di umana specie. Di gatto, di cane, di vacca, di suino, di gallo, di diverse specie di uccelli che venivano ripetute all'incirca ogni 5 minuti. Secondi che mi laceravano il cuore per il dolore. Avvicinatomi alla stanza di quella che si faceva udire da lontano e che è la più giovane delle sofferenti, da anni 15 all'incirca, la trovai distesa, composta, vera immagine di innocenza, e vestita su un letto, assistita dalla propria madre, la quale non può abbandonarla un solo istante per pericolo di soffocazione. E crodei che alla curia chi sta testimonianza esi bastada? Signor no! E un altri prede alve mandata a controllare. Ma proprio quando intanto una messa una giovine attacca a remenarsi dai brancs della Glesia e con gli altri giovani. Devono dispettare altri signor della curia? A si tacca ave il benestà dalla curia per tacca operare con gli esorcismos. Ma occhio, in segreto. E si cambia talc? No, per noia. E per paura che la gente a Verzegnis chiapassi sempre più paura, avevano inviato il primari dall'ospedale di Udin con altri miedi. E sciuchi acclami la faccenda un'epidemia di isteridemoppatia. In struc la paura di una comunità di sentirsi il diavolo intorno. Sì, allora vonde con le benedizioni, le processioni, gli esorcismi, se fa suonare i campanis. E vedati, lontani che femminis una da che altra per non farli contagiare con la paura dall'epidemia dal diavolo. Arriva il 1879 e si respira aria di normalità a Verzegnis. Ma non è così. Come in altri con l'estate del 2020, crodevindi a poteva sommare che tutta l'era tornata a posto. Ma tali casi di che porra gente, il diavolo all'era immovi. Così a mali estremi, estremi rimedi. Dopo una processione, e impensaivi ben che a Verzegnis era in proibitis, il Stato italiano manda niente po' di meno che l'esercito e li femminis avevano importati via. E 4 anni dopo,
l'epidemia era finita. E tutto torna alla normalità. O, c'è monca declarato in tale sentenza medica il dottor Schiappe Franzolini, Verzegnis rimarrà un paese di isteriche e di superstiziose. Ma il bastone della scienza ha percosso giusto ed ha soggiogato il soggiogabile. Ma nessuna chiarezza dai fatti è stata fatta. E c'è che è succeduto. Arresterà al miez di Cheimons. Oh, indemoniato! Guarda di lasciare l'iscrizione e un mi piace. Sì, no mi piace al diavolo, mi piacciono altri, mi piace canale Nuia di blasfemo. Dai, ci vediamo al prossimo video.